Ho depositato un'interrogazione alla Giunta regionale nella quale chiedo esattamente di vagliare ogni diniego perché si tratta di atti nulli, non validi, che sono stati estorti con l'inganno. Arriverà in Consiglio regionale il caso della contestata oasi naturalistica nella zona di Volpago del Montello, che dovrebbe comprendere al suo interno anche l'ente Gioia, ma sono partite anche le denunce ai carabinieri. La richiesta che l'area diventi zona protetta è stata voluta a protezione dell'ente che si occupa dell'accudimento di animali di persone in difficoltà ed è stata sottoscritta da 5.000 cittadini. L'istituzione di queste aree prevede però che i proprietari dei terreni possano opporsi, come sta accadendo a Volpago. Noi abbiamo potuto sporgere denuncia sulla base di alcune testimonianze. Queste testimonianze sono state messe per iscritto di fronte a un legale, testimonianze degli imbrogliati, dei proprietari terrieri a cui è stata estorta la firma con l'imbroglio, la firma per abrogare l'oasi, in modo che non venga formalizzata, e loro hanno fatto i nomi e i cognomi perché conoscevano le persone che sono andati da loro. Questo è stato il piano. Gli hanno detto: guardate che se non firmerete questa formalizzazione dell'oasi porterà che voi non possiate più raccogliere i funghi, il terreno verrà deprezzato della metà, in un caso la regione vi espropierà questo terreno, non potrai più piantare le patate, eccetera, eccetera, eccetera. Questo trucchetto, questa mossa da parte di alcuni cacciatori di estorcere questi dinieghi da parte di ignari proprietari è un'operazione squallida che naturalmente va fermata. La denominazione di oasi servirebbe alla zona del Montello, già sottoposta a tutela, per aggiungere un vincolo ulteriore al divieto di caccia, attività molto praticata nel territorio e che sta creando non pochi problemi all'ente Gioia, che ha deciso di intraprendere le vie legali. Dobbiamo abituarci a dire che tutto il territorio dovrebbe essere protetto e solo qualche piccola area dovrebbe essere concessa ai cacciatori, non viceversa come accade oggi.